Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. C'è di che essere soddisfatti in casa della pallavolo Giorgione. L'Itas gioca per la promozione in B e tutto il settore maschile sta attraversando una forte fase di rinascita. Quest'anno siamo anche soddisfatti perché abbiamo un bel gruppo di giovani under 13, under 14 che erano anni che non si vedevano così tanti. E poi abbiamo un under 16, un under 18 e una terza divisione la Serie C. Comunque ci sono i numeri, insomma, qui a Castelfranco. Riflettori puntati sul gruppo dell'Under 16 che vanta un allenatore d'eccezione. Giorgio Sabadin, palleggiatore dell'Itas Giorgione, è infatti il tecnico della squadra. Il mio gruppo Under 16 ha iniziato quest'anno, è un gruppo nuovo dove ci sono molti atleti del 95, del 96 e del 97. E l'obiettivo della società con questa squadra è quello di cercare di ricreare un nucleo nel quale poter ritornare con il settore giovanile a fare almeno una prima divisione. Ecco. Sentiamo cosa ne pensano di lui e del proprio campionato i suoi ragazzi. Giorgio è bravo ad allenare, ci fa sudare, questo sì, tanto sudare. L'Under 18 è il gruppo dei più grandi che partecipa anche al campionato di terza divisione con il sogno di arrivare un giorno in prima squadra. I ragazzi che hanno fatto l'Under 18 quest'anno li sto impiegando per la terza divisione e in aggiunta ci siamo messi d'accordo con Giorgio, che lui allena l'Under 16, e alcuni ragazzi dell'Under 16 vengono a fare la terza divisione con i miei praticamente, e quindi adesso stiamo affrontando questa terza divisione, siamo la squadra più giovane del campionato, speriamo che nei prossimi anni qualche ragazzo possa uscire e andare ad allenarsi e giocare con la Serie C, cercando di tirare il più possibile dal vivaio di questa società. L'Itas appunto, la formazione di Serie C che vanta un gruppo ringiovanito, quest'anno proprio dalla presenza di molti elementi che provengono dal vivaio societario. Importante per noi, oltre che la prima squadra, è proprio di far crescere i giovani. Abbiamo un altro elemento dell'Under 18 all'interno del gruppo che giocava nell'Under 20 del Bassano in prestito, che fa parte della rosa. In più abbiamo anche il nostro libero, il secondo libero, che è un giovane che gioca in Serie D e nell'Under 20 del Bassano. La Serie C per molti è ancora un campionato difficile da giocare, ma la vicinanza di giocatori più navigati serve a far fare loro esperienza. Molti innesti giovani, di belle speranze, speriamo che rendano come possono fare. Sono forti, devono maturare. Tanti numeri e tanto entusiasmo sono il frutto del grosso lavoro societario e della collaborazione con il territorio. Stiamo collaborando con i paesi limitrofi, con il Vedelago, con il Treville e con il Bassano soprattutto. Cerchiamo di allargarci, vediamo anno dopo anno cosa succederà.